Se si vuole andare alla ricerca di informazioni sulla storia dei nostri luoghi, prima o poi ci capiterà di sfogliare uno dei tanti libri scritti da Giovanni Tomasi. Laureato in medicina, è stato medico ospedaliero ad Agordo ed attualmente vive tra le colline della Pedemontana trevigiana, dove coltiva la passione sulle ricerche storiche e umanistiche. Oltre 90 opere tra libri e saggi, parlando di svariati argomenti come le ricerche sull'ebraismo, ma anche temi rurali come la pratica della fienagione. Tra le ricerche di Giovanni Tomasi vi è lo studio delle origini dei dialetti. Oggi lei si dedica a studi linguistici insieme al professor John Trauter. Ci parli di questa ultima esperienza. È un'esperienza piacevole, John lo conosco da parecchi anni, è un professore universitario in Italia, ma lui è gallese di origine. E abbiamo fatto un grosso lavoro, un saggio che verrà pubblicato quest'anno, sull'eredità celtica nel Cadore preromano, basato su toponimi, lessico e nomi delle divinità precristiane ovviamente. Oltre alla ricerca, quali altre passioni ha Giovanni Tomasi? La grande passione è la natura. Mi sono sempre interessato di botanica e di zoologia, ma da quando sono andato in pensione mi sono dedicato al bosco, ai lavori del bosco, che è una cosa bellissima perché fra l'altro lavorando e stando attento a non farsi male non si pensa, il cervello è libero. Giovanni Tomasi, un medico umanista alla ricerca continua della conoscenza attraverso la storia, senza mai distaccarsi però da quello che la natura sa offrirci.